sono qua oggi con questo vestitino da sarto in parete per raccontarvi come si devono applicare i nostri tessuti appunto sulle pareti. Qui abbiamo il nostro grande piccolo maestro Giacomo Zucca e adesso vi spieghiamo. Prima cosa apriamo il rotolo e vediamo alcuni dettagli importanti. Qua c'è il disegno del rotolo completo, sono 3 strisce alte 3 metri e larghe 70 cm, quindi il totale della larghezza è 2,10 m, l'altezza appunto è 3 metri, ma tutte le misure più basse si possono fare, ovviamente basta tagliare. Poi ci spiega Giacomo come fare. Da questa parte qui invece abbiamo i colori delle nostre pitture abbinabili al tessuto che andiamo ad applicare. Ecco, veniamo alla misurazione. Quindi noi adesso abbiamo questa parete da fare, sono 2,20 m, quindi partiremo da qua, ci allontaniamo di 60 cm, così lasciamo 10 cm in più che andremo a tagliare, che è la parte un pochino più delicata. Però tutto qua, poi andremo avanti foglio dopo foglio e arriviamo là in fondo e facciamo vedere tutto bene. Ecco, la cosa importante adesso è il passaggio, il passaggio lì. Sì. Adesso comincia a lavorare tu. Grazie. Dai. Bene, adesso abbiamo la misura, abbiamo messo il laser, siamo quasi pronti per partire, quindi apriamo il rotolo, la parte sopra, quella con le istruzioni, la tagliamo, abbiamo questo indicatore di parte alta, quindi top o sopra, apriamo il rotolo, e arriviamo ai nostri 3 metri. E a questo punto possiamo tagliare il primo telo. Adesso il momento bello è quello della colla, perché il tessuto si applica con la colla. Abbiamo una colla speciale, la nostra colla per tessuti, la andiamo a dare in parete solo per lo spazio che andiamo ad applicare adesso. Abbondiamo un po', giusto? Facci vedere.
Bene, mi sembra, Giacomo, facilissimo, a vederlo da te è facilissimo. Tagliato sopra e di fianco, bla, già si vede questo bellissimo abbinamento tra pittura e tessuto. Quindi adesso, se ho capito bene, tagliamo l'altro telo, mettiamo la colla e facciamo l'affiancamento e vediamo come si fa a fare questa giunta. Bellissimo, non si vede niente, quindi la giunta è qua, fammela cercare, eccola qua, bellissimo. A questo punto passi il rullino, se viene fuori della colla con una spugna bagnata la togli, così non resta nessuna macchia. Vediamo. Questo è un rotolo completo, quindi 2,10 metri di larghezza, 1, 2, 3 teli, l'altezza qui sono 2,70, fino a 3 metri va bene, di più non si può, bisogna fare, se è più di 3 metri si farà fino a 3 metri e poi sopra si pittura come soffitto. Adesso qui si tratta di andare avanti, quindi ripartiamo con un rotolo nuovo, telo numero 1 e dobbiamo fare questo pezzo. Se fosse una parete lunga andiamo avanti 2, 3 e così via. A questo punto prendiamo, tagliamo e poi tagliamo un pezzettino più stretto che ti diventa più facile l'applicazione, giusto? Beh Giacomo, direi che o sei bravino o è facile, cosa dici? Tutti e due. Tutti e due, eh? Ok, Molto facile. è molto facile. Sì, molto facile. Beh, vabbè, allora è importante che abbiamo insegnato bene come fare l'applicazione e noi abbiamo tanti disegni, tanti colori, ma la cosa bella che mi piace vedere qua è proprio il discorso dell'abbinamento perfetto con il colore, quindi abbiamo la possibilità di abbinare i nostri prodotti, in questo caso Spatastucchi, in questo caso Euforia, con questi disegni su tessuto e abbiamo creato questa nuova professione dei sarti in parete. Buon divertimento a tutti!